Vengo ora a presentare un'intervista che ho realizzato via email a Douglas Hofstadter. Lui ha un premio Pulitzer per la divulgazione scientifica ed è figlio del premio Nobel per la fisica Robert Hofstadter. Lui, Douglas Hofstadter, è un autore che è stato fondamentale per la formazione mia filosofica quando ero adolescente, perché ha scritto un'opera di capitale importanza che si intitola Gödel, Escher, Bach, un'eterna ghirlanda brillante, un'opera monumentale che indaga i fondamenti della coscienza umana, della logica umana, di come funziona il ragionamento umano. Ha scritto anche altri libri al riguardo, come Gli anelli dell'io, l'io della mente e così via. Quindi è un grandissimo divulgatore scientifico che ho voluto contattare per chiedergli un'opinione sul rapporto fede-scienza. In un primo momento, quando io gli ho parlato del convegno Identitas Fede-Scienza, mi aveva risposto che era veramente impegnato con convegni e attività, ma io gli ho detto che la sua opinione per me era fondamentale. Addirittura gli ho citato un aneddoto della mia infanzia quando ero al liceo e gli ho detto che il suo libro Gödel, Escher, Bach era così importante per la mia formazione che lo avevo messo in cima alla mia libreria e lo avevo illuminato con due faretti. Allora lui mi è stato veramente grato per la stima e mi ha risposto alla mia domanda nella quale gli chiedevo, a proposito del convegno, che secondo lui che rapporto poteva esserci fra fede e scienza. Leggo quindi la traduzione, che ringrazio sempre Lucia De Giorgio per avermi aiutato per la traduzione, dove mi dice: Caro dottor Franz, grazie per le sue gentili parole. Credo che scienza e fede siano compatibili solo se si prende la parola fede abbastanza liberamente. Con questo intendo dire non coincidente con nessuna delle principali religioni. In altre parole, fede, presa in senso lato, significa l'assenza di credo in un Dio personale al quale o al che cosa si può pregare, sperando che quel Dio intervenga aggirando le leggi della fisica. Se si considera fede nel senso che l'universo è misterioso e in definitiva incomprensibile, allora penso che la scienza sia totalmente compatibile con questo senso di fede, essenzialmente interscambiabile con la parola meraviglia. In effetti direi che i grandi scienziati, specialmente i fisici, sono quasi universalmente animati dalla fede o meraviglia, intesa in questo senso. Comunque, se per fede lei intende una delle religioni standard conosciute come l'ebraismo, l'Islam, il cattolicesimo o qualsiasi tipo di protestantesimo e così via, in cui c'è un Dio che può intervenire in ciò che accade nel mondo, allora non credo che questo tipo di fede sia compatibile con la scienza. Questa è la mia opinione. Io lo ringrazio di cuore a nome anche dei partecipanti che sono qui a seguire questo convegno perché è un parere molto prezioso, cioè ci dice che se noi abbiamo un concetto di fede allargato al senso della meraviglia, della scoperta, dell'ignoto, dell'ineffabile, allora sì, lo scienziato ha questa fede. Quando invece è ristretta a un'idea, mi sembra di capire che vuole intendere antropomorfa, di un Dio che interviene direttamente sulla vita dell'uomo, allora secondo lui non c'è questa compatibilità. Ma io a conti fatti dagli scienziati vedo abbastanza apertura sul fatto che ci sia un ignoto che sfugge, ecco. Temono più che altro le definizioni di questo ignoto o l'antropomorfizzazione. È per questo che io ci tengo particolarmente affinché dialoghino gli scienziati e religiosi, perché si mettano d'accordo anche su questi termini, perché mh, io credo che possa essere anche un problema terminologico e una volta risolto questo problema
terminologico la conciliazione può avvenire. E non è di questo parere il premio Nobel Steven Weinberg, che ho contattato sempre per il medesimo proposito di chiedere anche a lui cosa ne pensava. Lui è ateo dichiarato, è un ateo eh, senza riserve, e mi ha scritto in modo molto lapidario, che riporto qui: non credo nei processi trascendentali o nei miracoli. L'idea mi sembra troppo sciocca per essere discussa. Sincero, onesto, tagliente, io ci tenevo comunque a riportare la sua risposta, per il mio modo di operare, di sentire opinioni le più diverse possibili, e quindi anche quella dello scienziato ateo, che mi dice sinceramente, ecco, lui dice che è un'idea sciocca. Ecco, noi qui non stiamo parlando di processi trascendentali o di miracoli, ecco, come può aver pensato Weinberg. Dietro la parola religione non necessariamente si cela un processo, ehm, diciamo, che esula dalla natura, anzi, la meraviglia e il mistero, anche quella meraviglia di cui parla Hofstadter, sono proprio nella natura, non fuori dalla natura. Io penso che un religioso non avrebbe nessuna difficoltà ad ammettere che il vero miracolo non è ciò che non vediamo, ma è ciò che vediamo, è la vita, la natura, il processo fisico, la straordinaria opera che ci troviamo davanti. Ecco, spero che anche questi due brevi interventi, per quanto brevi, siano fondamentali per la discussione, la riflessione e soprattutto per il dialogo, il confronto fra queste due posizioni, fede e scienza, che io sono il primo a dire che, una volta stimati i termini della discussione, conciliazione ci sia, ci possa, ci debba essere.